Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra, il talk show su social. Puntata di oggi straordinaria e io ringrazio davvero di cuore per la presenza di oggi dell'ospite graditissimo. Io l'ho dei pionieri, una pietra miliare tra gli autori, produttori di quella che è la Italo Disco, ma della musica nazionale e internazionale. Roberto Turatti, buonasera, ciao Roberto e grazie. Ciao Fabrizio, ciao a tutti e grazie per avermi invitato qua stasera, a me fa molto piacere. Grazie, Stasera, poi reciproco insomma, ovviamente. dico stasera Allora, sempre, cioè, sono talmente Roberto, abituato di farle di sera che dico sempre stasera, io ho capito, ma qualsiasi vabbè, è giusto orario così. sia. Allora, con Roberto abbraccia un periodo vasto perché lui è stato, diciamo, dagli anni 70, da batterista dei Decibel, ricorderete la chiave punk di Enrico Ruggeri. Roberto era il batterista, fino alla svolta epocale che ha cambiato la vita a lui e a generazioni di ragazzi da fine anni 70 fino ad oggi, no? Col cosiddetto genere Italo Disco. Quindi se io dico De Narro piuttosto che Eddie Addington, piuttosto che Tom Hooker, Michi Chieregato, perché con voi il binomio Turatti Chieregato, Assolutamente. che tra l'altro saluto perché Michi sicuramente ci starà guardando, non può non risvegliare sentimenti di nostalgia, di bellezza. Allora, partiamo dall'inizio, partiamo dagli anni 70, Milano da bere. Come nasce la passione per la musica? Poi batterista punk. Ma guarda, io ho iniziato, tra l'altro mi faccio un po' di pubblicità, è uscito proprio in questi giorni il mio libro che è 50 anni di musica e 50 anni di sentimenti, musica e sentimenti. dove è ricco di QR code, come potete vedere, e voi vi avvicinate, qua ad esempio si vede Red Ronnie, così, e io racconto con più di 100 personaggi i nostri incontri, come quello che si faceva, quindi questo libro è un po' la mia storia, ma romanzata, scritta tra l'altro insieme, scritta a quattro mani con Gabriele Congiu, sardo come te, e che è entrato molto in empatia con me. Devo dire che veramente è stato, io non avrei mai potuto scrivere un libro del genere se non ci fosse stato uno come Gabriele. Io sono venuto 3 giorni a Cagliari, mi ha portato in giro, ci siamo conosciuti e poi io gli ho raccontato tante cose e lui ha cominciato a scrivere. Man mano che mi arrivavano le cose che io dovevo correggere, sistemare, insomma, gli dicevo: guarda, meglio di così non avrei potuto scrivere questo libro. Infatti lo ringrazio perché veramente è un bellissimo viaggio multimediale questo libro. E come dico io, questo libro è scritto a 4 mani, di cui 3 sono le sue, però capisci, molti usano i ghost writer, per me non è giusto, nel senso che bisogna dare merito. Io non ho mai scritto un libro, adesso divento uno scrittore di libri improvvisamente, non è così. Io sono uno che racconta, lui scrive e insieme abbiamo creato questa opera. Comunque dicevo, tornando indietro, perché dicevo, dato che io molte volte dirò durante questa nostra chiacchierata come è nel libro, per cui dice che il libro cos'è, allora l'ho spiegato prima così almeno. Cioè, come racconto nel libro, il mio primo strumento in realtà fu la chitarra, come tutti i ragazzini che prendono in mano una chitarra, 4 accordi, suonano intorno al fuoco. Perché quando si poteva andare al mare ancora a suonare intorno al fuoco, perché adesso non si può più, vengono e ti portano via e vabbè, pazienza, o in pineta o quello che era. E quello che dopo con dei miei amici, proprio si parla di 14 anni, 15 anni avevo, abbiamo formato il gruppo e a me è toccata la batteria, capisci? Perché c'erano tutti che suonavano la chitarra e ho detto: oh, ma aspetta, a me piace, imparo io a suonare la batteria. E così ho cominciato a suonare la batteria. Il mio primo gruppo si chiamava Prognosi dell'Iservata, perché noi suonavamo sotto una farmacia del papà del mio amico, che suonava le tastiere, e quindi avevamo questi camici bianchi, Prognosi dell'Iservata. E poi dopo mi sono spostato di casa, loro ci siamo un po' persi di vista col chitarrista, abbiamo formato, io ho messo, cioè quando sono andato a abitare in via Eustachia a Milano, un'altra zona, tramite mio fratello e un suo amico mi hanno presentato questo chitarrista e questo bassista, Pino e Longa, Pino Mancini e Harry Longhin,
e abbiamo fatto il nostro gruppo in 3 che ci chiamavamo Trifoglio, facevamo brani nostri ma strumentali. Alla fine cercavamo un cantante, ho messo un annuncio da New Carey su una bacheca che non è quella di Facebook adesso, la bacheca è una bacheca vera, con scritto cercasi cantante col numero di telefono di casa mia. Un giorno sono al telefono, io pronto, e di là sento: pronto, ciao, mi chiamo Enrico, ho visto un annuncio da New Carey, faccio il cantante. E io gli ho detto: guarda Enrico, perfetto, noi stiamo cercando, ma voi avete una sala prove? Gli ho detto: guarda, noi proviamo anche stasera in cantina da noi, in cantina di casa mia, allora dai, vengo. E allora è venuto, e da lì sono nati i Decibel. I Decibel. Mamma Cioè, mia, abbiamo che cominciato belle a storie. farci Trifoglio per un po', ma poi e poi cosa succede? Poi dopo tutti sicuramente la seconda domanda sarà: ma come mai un punk come te? La svolta dalla punk all'italo disco, perché poi è chiaro, no? Che insomma, E certo, ma la domanda sorge spontanea in realtà, come si suol dire. Beh, perché allora non è semplice in realtà, però io dopo il punk mi sono affezionato al post-punk, a tutta questa musica che arrivava dall'Inghilterra, cominciavano le prime tastiere elettroniche, però nel 79 io mi sono avvicinato alla discoteca e conobbi Michi Chieregato, l'American Disaster, e lui mi dice: ah, ciao, qua e là, tu sei batterista di Decibel, qua e là, su e giù, beh senti, allora mettiti alle luci, che visto che c'hai il ritmo, così mi fai e io ho cominciato a fare il light jockey. Un giorno Michi ha cambiato la discoteca, è andato a lavorare al Divina, che a Milano era una delle andava per la maggiore, certo. Sì, c'era Claudio Cecchetto che chiamò proprio Michi, perché erano molto amici loro, e lo chiamò e lui dice: Roby, tieni, questa è la cuffia, da stasera fai DJ. Ma io non ho mai fatto il DJ, gli ho detto, io poi tutta la musica soul, disco, io arrivavo dal rock, per me Morale mi sono insomma studiato un po' di cose, imparato, ho visto che è abbastanza semplice per me mettere 2 dischi a tempo essendo un batterista, anche se non è solo quello il disc jockey bravo, ma è il selector, il disc jockey bravo, poi vabbè devi mixare bene, perché come si suol dire i cavalli non sono mai belli. Molte volte in discoteca tu senti il DJ che fa un cavallo, noi diciamo quando i cavalli sono quando i dischi non vanno a tempo, lo dico per chi ovviamente non è esatto, e tu gli dici, tu guardi i disc jockey e dici: ascolta, uno, anche quello di prima va bene, ma lasciane uno. Sì, la tecnica è importante, certo. Per cui vabbè, però è importante la selezione. Per cui cosa è successo? Praticamente mi sono avvicinato alle discoteche in questo modo. Poi, dato che io in discoteca mi portavo il bassline, che è il TB303, che faceva delle sequenze, no? E l'ATR 808, che era la famosa batteria degli anni 80, anche quella elettronica, io cosa facevo? Delle sequenze di batteria, delle sequenze di sequencer, e sopra suonavo la lezione di tedesco, la lezione di inglese, quindi sembrava quasi un rap, no? Cioè, the pen is on the table, the pen. La gente mi veniva a chiedere: ma scusa, ma che disco è? No, ma non è un disco, è una roba che faccio io così ogni tanto. Da una sequenza di queste è nato il primo brano, To Meet Me di Denaro. Lo riconosciamo sicuramente. E quindi da Enrico lì Ruggeri poi la con produzione Michi, anche. sì, Enrico Ruggeri ha fatto il testo, insieme a Enrico Ruggeri e a Michi Chieregato poi è nata questa serie di nomi: Denaro, Gioiello, Giochettolo, perché ci divertivamo. Insieme a Michi nacque la Ole Record, che è anche quella, vedi, era tutto un gioco, perché l'etichetta Ole Record praticamente, ve la faccio vedere, sì. Perché poi ovviamente lo dico per chi magari non sta attento: Giochettolo sarebbe giocattolo, gioiello sarebbe gioiello, quindi io prendo, vedete, la Ole Record, come potete vedere adesso qui è tutto vuol dire buco, e quindi esatto, buco e Records dischi. Sembra quasi che noi con questa etichetta indichiamo al disc jockey dov'è il buco del disco. Istruzioni per l'uso. Cioè, quindi per noi era tutto un gioco, un divertimento, capito? Questa cosa. Poi dopo, sai, il primo funziona, il secondo funziona, e da lì poi è diventato un mestiere, è diventato... Sì, però sai, allora, voi vi siete inventati, diciamo, un genere musicale completamente nuovo che non esisteva, avete fatto da precursori e poi da esempio
perché il genere italo disco è nato con te, è nato con Michi Chieregato ovviamente, e con tutto quello che sappiamo. Tanta altra gente comunque, non è che Sì, noi ci siamo, che hanno visto me, Chieregato e tutti gli altri hanno cominciato. In contemporanea è nato questo movimento, perché sai, arrivando le nuove tastiere, arrivando le nuove batterie, arrivando i nuovi sequencer, c'è un nuovo modo di fare musica, ha permesso, a parte che all'inizio erano comunque, non erano solo DJ, nel team c'era quello più musicista, quello più disc jockey, perché comunque la musica la dovevi fare lo stesso, non è che non... perché Miki ad esempio era dei due, era quello più melodista, cioè quello che ma forse da infatti quale quello che nascevano di più le colpisce, melodie, capisci? scusami Era... Roberto, quello Sì, che colpisce infatti è che all'interno di un progetto che era musicale, poi ognuno aveva la sua specificità. Io ti ho scritto musicista e produttore, ma tu hai fatto anche il producer, quindi l'arrangiatore. Magari Michi era più melodico, poi c'era il personaggio, l'immagine, ad esempio con sì, Denaro c'era Stefano Zandri, cioè la voce dietro, non è sempre prima, ad esempio, il cantante dei Passenger. Insomma, sì, 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 è un sì. progetto studiato alla fine. Sì, però aspetta, però attenzione, attenzione, non era un progetto studiato a tavolino, questo vorrei chiarirlo, era un progetto nato per il divertimento, e infatti tanto è vero che noi proprio abbiamo seguito tutte, all'inizio eravamo sotto Miki in una stanza che rimbombava con un sequencer, una nostra tastierina, facevamo i provini, tanto è vero che all'inizio, visto che Miki ha imparato a suonare, perché anche Miki è nato chitarrista, cioè lui ha imparato a suonare le tastiere man mano che noi facevamo, mi ricordo che aveva proprio il libretto degli accordi per imparare a fare le tastiere, per imparare a fare le sequenze di accordi così, e tra l'altro era molto veloce a imparare perché poi è diventato anche molto bravo, quindi non era tecnico come tastierista virtuoso, ma Non era quello che Claudio lui fa, Simonetti per quello che lui ha intenderci. fatto, quello che lui fa con le tastiere è favoloso, a parte la ricerca del suono che è uno molto pignolo, cioè non è che voglio incensare Miki, però in realtà bisogna rendere merito a chi veramente fa le cose, perché è No, giusto che sia così. se io ovviamente però dico a chi ci ascolta, Catch the Fox, Mad Desire, giusto per dire due successi interplanetari, Certo, ad internazionali. esempio, Catch the Fox è nato da me da Fiozzanotti. Miki era in un altro studio a finire Art on Fire, perché poi, sai, avevamo delle cose di Alberto An, tra Number l'altro lo one, saluto Alberto, al poverino, cielo, certo. il mio grande fratellone. Per dirti, quindi, sai, noi avevamo anche degli impegni da mantenere. Io con Fio ero in studio a fare un remix dei Ricchi e Poveri, è nato Catch the Fox, racconto anche questo nel libro insieme a Fio e tutto. Però capisci, abbiamo fatto parecchie cose, infatti Catch the Fox pensa, tutte le tastiere che ci sono suonate a mano, non c'è un sequencer, perché vedi Fio Zanotti, essendo comunque molto bravo a suonare, non si avvaleva dei sequencer, ma tutte le tastiere che tu senti, e infatti è il pezzo un po' più funky di quelli che abbiamo, perché c'è questo groove manuale, cioè, e Sì, non sì, sì, sì. fatto dai sequencer che cambia un po', Ma per quando voi cui... lavoravate in sala di incisione o i provini, stavate costruendo appunto quelli che sarebbero diventati i successi internazionali, avevate la sensazione che sarebbe arrivata l'esplosione? Perché ripeto, magari fare il successo poteva anche starci in Italia, però arrivare a superare i confini anche europei, arrivare Ma negli Stati guarda, Uniti, devo cioè, dirti la verità, la sensazione ce l'avevamo, certo, perché comunque noi prima lavoravamo da Lombardoni, poi ci fece una grande proposta Freddy Najar, con la Baby irrinunciabile, Record. con la Baby Record. Noi tornammo da Lombardoni a dire: guarda, Freddy ci ha offerto questo, se tu ci dai le stesse cose noi rimaniamo con te. E Lombardoni disse: no, guardate, da me secondo me guadagnate più di questa offerta qua, però io non vi posso garantire questo per 5 anni, per cui siamo andati Dall'altra, certo. alla Baby Record, tant'è vero che Mad Desire, che è il primo brano che noi abbiamo fatto insieme a Turbo Diesel con la Baby Record, a Freddy non piaceva quel brano lì, tanto è vero, a Freddy Najar della Baby Record. Tanto è vero che ci disse: no, noi volevamo uscire io e Miki, per noi era forte. Lo portammo alla Gong da Salvatore, che ci mandò lui, e Salvatore ne stampò 1000, che stamparne 1000, cioè era niente. Cioè, il terzo disco di Denaro gli abbiamo detto: ma come 1000? Ma minimo 5000 ne devi stampare. No, cominciamo da 1000 perché sai, non sono molto convinto.
o una settimana dopo, e lo racconto anche insieme a Paolino Canevari nel disco, una settimana dopo quel disco lì aveva venduto 200 copie. 200 copie. E io dicevo, ma scusa, ma Paolino, guarda Robby, lo facciamo sentire al telefono. Non piace a nessuno, dicono non è come i primi due. Io prendo il disco, vado da Alex Peroni a 105 e dico, ma ascolta Alex, ma cosa c'è sto disco qua che non va? Cosa c'è? Lui lo sente e dice, guarda, a me piace, ha fatto disco lancio, ne uscivano 5.000 alla settimana, hai capito? Non stavano più dietro alla strada. Vedi, molte volte, quindi avevi il sentore che qualcosa, e poi da lì è partita Confused Brain, che è stato il primo brano che a livello internazionale è sbottato in Francia, in Germania e così. Mi ricordo Da anche lì il poi, video meraviglioso, che sì. era molto avanti nei tempi. I video Freddy li faceva con David Rose a Londra, era questo regista, e a delle volte, ad esempio, Bad Boy e Charleston li hanno fatti tutti e due in una volta sola, che sono video pazzeschi, perché loro preparavano tutto durante la settimana, tutte le coreografie, le cose così. Poi arrivava Dan, e in 2 giorni, un giorno giravano il video. Però era tutto preparato, c'è ad esempio anche Looking for Love di Tom Hooker. Tu lo vedi, in teoria non è una presa diretta perché si interrompe, però è tutto coreografato dall'inizio alla fine, quel video lì, cioè delle cose che tu dici mamma mia, ma quanto... No, loro facevano le prove, sapevano che l'artista, c'era uno che lo mettevano al posto dell'artista e loro facevano tutte le prove, i balletti, le cose così. Poi quando arrivava l'artista gli spiegavano cosa doveva fare, lui faceva il playback e durante il video faceva insomma la sua parte, quindi facevano abbastanza la svelta. Solitamente quando si arriva a un successo, ovviamente, come si dice in gergo, una persona se la tira. Ecco, non è il tuo caso. Tu ti sei sempre messo in discussione, hai sempre, diciamo in qualche modo, rimesso la tua conoscenza, la tua esperienza, la tua professionalità al servizio anche delle scommesse, perché ricordiamoci che comunque Sabrina Salerno, Francesco Salvi, Joe Squillo, anche se Joe Squillo arrivava dal punk come te, quindi metterla in un mondo un po' più dance, un po' più pop, era comunque una scommessa. Ecco, questo significa coraggio, capacità di rischiare, incoscienza. Come la definisci? Guarda, io non mi voglio definire un talent scout perché le cose molte volte succedono anche con tanta fortuna, cioè indubbiamente la capacità c'è, cioè non voglio dire che io non so fare niente, non è possibile, no, certo. Perché con quello che ho fatto con team diversi vuol dire che forse qualcosa c'è. Sai, avessi lavorato con una persona sola, io sto lì, tanto fa tutto lui, va bene, invece non è così, cioè io ho lavorato con Miki dove io avevo un ruolo, facevamo delle cose insieme in studio, lui magari ci stava un po' di più di me in studio perché io magari mi occupavo di seguire magari l'artista, di un po' di seguire i rapporti con le radio, queste cose qua, cioè è normale, i rapporti magari li curavo di più io, lui era più un animale da studio, ma io comunque stavo in studio anch'io fino alle 3 di notte, non magari tutti i giorni, però le cose si creavano insieme, quindi indubbiamente partivano magari più da lui, ma poi venivano. E infatti noi abbiamo diviso sempre tutto al 50%, perché in teoria io dovevo essere più produttore di lui, perché il produttore magari ero più io di lui. Lui magari era più autore, quindi avrebbe dovuto prendere più SIAI di me, io avrei dovuto prendere più soldi di produzione. L'accordo insieme era di dividere tutto a metà, abbiamo diviso tutto a metà, cioè, capisci? Quindi questo è segno dell'amicizia, poi certo, anche perché figurati, Miki era padrino di mio figlio, quindi cioè, fra di noi un'amicizia c'era. Poi magari con gli anni si è un po' deteriorata, però vabbè, fa niente. Sai, poi intervengono magari persone o fattori nella vita che ti complicano un po' le cose, e quindi vabbè, però fa niente. Cioè, io Miki, a parte che lo porto qua, forse anche un po' più in alto, cioè perché comunque cioè io senza Miki non avrei potuto diventare Roberto Turati nella dance. Come credo che Miki senza di me non sarebbe diventato Chieregato nella dance. Quei binomi, quei connubi di amicizia e di lavoro che poi diventano inscindibili nella memoria, perché appunto il vostro certo, poi dopo io mi sono messo con Mario Natale, con Silvio Melloni, poi dopo il Mario famoso Natale, NTM, NTM, Natale Turati Melloni. Anche lì, quando io mi sono separato da Miki,
ho chiesto a Mario e a Silvio già faceva il fonico da noi, Mario aveva fatto, perché Mario era un tastierista, quindi era più virtuoso, aveva fatto magari un assolo in Un pezzo di denaro, degli arrangiamenti di archi, di cose così in altri brani, e io gli ho detto: ascoltate ragazzi, io lo studio ce l'ho, perché ho rilevato io lo studio da Michi, se volete ci mettiamo insieme. Roby, ma sai cosa, non vi preoccupate. Ci siamo messi insieme, abbiamo beccato una hit dietro l'altra subito, Papa Winnie, Stefano Secchi, I Coro, Sabrina Salerno Giusquillo, Francesco Salvi, cioè il Gabibbo, le sigle del Gabibbo, c'è tutta una roba, tutto uno dietro l'altro.